Siamo al termine della settima giornata di campionato di Serie A1 Sarzana contro Grosseto, partita che termina 4-3. Siamo con Davide Borsi, è stata una partita tosta, combattutissima come ce l'aspettavamo anche a livello fisico, un risultato che Sarzana ha sbloccato la gara, poi subita la rimonta non è più riuscita a tornare seriamente in partita a livello di risultato, perché poi a livello di gioco sono sempre stati lì le giocate, no? Come hai visto la partita e qual è il tuo commento sulla squadra che non riesce a ottenere punti in casa? Guarda, sono sicuramente non mi do una risposta, nel senso che abbiamo fatto in casa tutte partite abbastanza, sicuramente non che meritavamo di perdere, nemmeno stasera abbiamo creato tanto, abbiamo sbagliato tanti gol, dei rigori, situazioni che poi la vanno a cambiare, due o tre gol addirittura al primo tempo, su possibile gol nostro, ribaltamento di fronte, sempre gol degli altri, accorciamo le distanze, 10 secondi riprendiamo sempre gol. Non so se non è che non va giù, proprio deve cambiare la rotta e dipende da noi, dobbiamo essere un po' più convinti sicuramente, continuare a essere convinti e ancora più decisi, perché la squadra c'è, stiamo lavorando, Sergio sta facendo un ottimo lavoro e dispiace appunto essere in questa situazione qua, sicuramente dobbiamo far meglio e di certo non molliamo perché comunque le prestazioni ci sono. Ora bisogna guardare alla prossima, una partita non facile contro il Forte dei Marmi. Si è visto, un campionato veramente, possiamo dire, equilibrato e con squadre tutte molto competitive e noi andiamo forte per dire la nostra, dobbiamo cercare di cambiare rotta e ci proveremo sicuramente già da Forte dei Marmi.